Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati con l'FNP CISL pensionati per parlare di un tema molto interessante, di grande attualità, che però è bene capire di che cosa si tratta. Per spiegarcelo nel dettaglio, stiamo parlando del MES, c'è con noi Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP Veneto. Ho sospirato perché, ben arrivato qui con noi, buonasera, perché spiegare bene una cosa che a volte viene nominata ma buttata lì e semplicizzata al massimo, e quindi o sei favorevole o sei contrario, o rischi tutto o non rischi niente, sembra quasi una cosa banale. Invece bisogna comprenderla e capire perché l'FNP CISL, quindi i pensionati della CISL, sono invece favorevoli alla firma di questo accordo che riguarderebbe la sanità, quindi per semplicizzare al massimo, finanziamenti che verrebbero dall'Europa a certe condizioni per aiuti sanitari al nostro Paese, che durante questa pandemia ha speso tantissimi soldi e quindi potrebbe avere anche bisogno di certi aiuti. Allora spieghiamo un po' nel dettaglio, facendo un po' un cappello introduttivo. Beh, il cappello introduttivo deve essere sicuramente fatto seppur molto in sintesi, dicendo che cos'era il MES. Io dico che cos'era perché quest'ultimo accordo lo ha cambiato quello che era il MES dalle sue origini. Il MES è stato tanto criticato. Meccanismo europeo di stabilità sostanzialmente, esatto, giusto? questo meccanismo europeo di stabilità è stato tanto criticato perché prevedeva di aiutare gli Stati membri che avevano bisogno, che ne avessero fatto richiesta, a fronte di determinati comportamenti che andavano a creare grossi problemi alla cittadinanza. Vediamo il caso della Grecia, che è quello che viene sempre preso ad esempio, che hai dovuto far tagli delle spese pubbliche, ristrutturare, portare avanti l'età pensionabile e così via, perché altrimenti se non ristrutturi la tua situazione interna, io, Europa, non ti presto i soldi. E siamo rimasti a questa realtà, anche se poi va detto che non è stata solo la Grecia che ha utilizzato il vecchio MES, chiamiamolo così, ma è stato utilizzato anche da Cipro, dalla Spagna, dal Portogallo, dall'Irlanda, e questi stati ne sono usciti rafforzati rispetto alla crisi precedente del 2008, in condizioni migliori anche dell'Italia, che non lo ha utilizzato, quel fondo, e sono addirittura riusciti a pagare il loro debito in anticipo rispetto alle scadenze. Quindi anche il vecchio MES, con tutte le sue tagliole della cosiddetta Troika, Commissione Europea, Banca Europea, Fondo Monetario Internazionale, non è poi stato così tragico, se non per la Grecia, che partiva da una situazione incancrenita dal punto di vista finanziario. Detto questo, tanto per capire che cos'era questa roba, oggi, quando si è cominciato a discutere di mettere insieme una serie di strumenti per aiutare i paesi colpiti dal coronavirus, e il primo è stato l'Italia, quindi sembrava che fosse solo l'Italia di avere queste necessità, invece poi abbiamo visto che da epidemia è diventata pandemia e ha colpito un po' tutti, chi più chi meno. Si è incominciato a ragionare di utilizzare non tanto il MES in quanto tale come era in precedenza, ma di utilizzare i fondi del MES senza i vincoli preesistenti e per uno scopo diverso di quello per cui era nato. Non più un fondo aiuta stati, aiuta banche, ma un fondo che dia un aiuto alle strutture sanitarie, alla sanità dei vari paesi. Quindi questo ha portato a un accordo, e i soldi sono pronti e disponibili già dal prossimo mese di giugno, a un accordo in cui non ci sono più vincoli per utilizzare questi soldi, non dobbiamo fare interventi strani, gli interessi che dovremo pagare su questo fondo, questi soldi ci vengono prestati, sono dello 0,1%, rispetto, tanto per fare un esempio, un confronto, noi oggi sui BTP che lo Stato emette al decennale,
paghiamo un interesse dell'1,8%, quindi si capisce che da un 0,1 all'1,8 c'è una bella differenza, abbiamo un grande interesse, piuttosto che emettere ancora BTP decennali, di usufruire di questo prestito decennale del MES, perché avremo poi tempo 10 anni per restituire i soldi con questo interesse pressoché uguale a zero. Unica condizione che ci viene posta è di utilizzare questi soldi per le spese sanitarie, per la sanità, spese dirette e indirette nella sanità. Ecco, io chiedo dalla regia se ci mettono in onda la slide, perché appunto riassume in modo estremamente chiaro e sintetico quello che sta dicendo. Comunque proceda pure. Sì, eccolo qua, 0,1% è il tasso di interesse annuo. Sì. 0,1 rispetto, dicevo, all'1,8 che invece paghiamo sui BTP decennali. 240 miliardi sono quelli disponibili? Sono i soldi disponibili da parte del fondo per tutti i paesi. Perfetto. I paesi possono chiedere per tutti i paesi, quindi non è soltanto per l'Italia 240 miliardi, ma per tutti quei paesi che ne chiedono l'utilizzo sono 240 miliardi. Dopo torniamo però per riassumere, 2% è la quota di PIL che ogni paese può chiedere. Sì. Esatto, per esempio l'Italia, perché diciamo che l'Italia può chiedere, potrebbe ricevere fino a 3 miliardi e mezzo, fino a 35-36 miliardi di questi soldi, perché il PIL italiano, che è 1.787 miliardi di euro, se facciamo il 2% vengono fuori quei 36 miliardi di euro che noi potremo ricevere dal MES, dal Fondo Salva Stati, per la nostra sanità. Da restituire in 10 anni. Da restituire in 10 anni con l'interesse dello 0,1%, praticamente zero. Però ipotizziamo, tanto per cambiare, l'Italia che comunque ha debiti, che continua ad avere un disastro della gestione economica eccetera, non pensiamo neanche che capiti un altro coronavirus, una roba del genere, o disgrazie varie che però incombono sempre sul nostro paese, perché da Vaia al terremoto alle alluvioni ce ne abbiamo più di una all'anno, quindi non c'è da stupirsi. Se non è in grado di restituire questa cifra in 10 anni, che cosa succede? Questo ci vorrebbe la palla di vetro per saperlo. Ma ci saranno come condizioni, sarà posto in caso di mancanza? Io non credo che ci sarà niente di tutto questo, di preoccuparsi. Perché dicono se non lo restituisci ti commissariano e dopo finisci... No. Allora, l'altro giorno hanno iniziato il percorso per il Recovery Fund, dove sembrerebbe che all'Italia potrebbero arrivare circa 80 miliardi a fondo perduto come prestito, come oneri a fondo perduto, e altri 90 miliardi invece, 91 miliardi con interessi da restituire. Se non restituiamo quei 91 miliardi cosa succede? Cioè sono tutte cose che si vedono strada facendo queste qui, perché l'importante è capire adesso il come mettiamo insieme tutti gli strumenti che ci danno, perché mettendo insieme tutti gli strumenti che ci diamo potremo far riprendere e crescere l'economia e fare in modo che l'Italia sia in grado di onorare i prestiti che ha, perché non abbiamo solo questa possibilità dei 36 miliardi del MES o i miliardi del Recovery Fund, se riusciranno a mettersi d'accordo, perché adesso che hanno buttato lì la proposta, ma deve essere discussa nel Parlamento europeo, nel Consiglio, poi ogni singolo Stato lo deve approvare, ci deve essere l'unanimità di tutti i 27 Stati e poi forse arriveremo a poter avere i soldi, questi 160-170 miliardi del Recovery Fund, se saranno quelli, perché quelli sono la proposta iniziale. Ma è come quando si fa un contratto nazionale di lavoro, si parte con una piattaforma, ma non è mai la stessa cosa del contratto che si firma alla fine. Certo, per strada si perde sempre qualcosa e quindi io penso che anche lì c'è questo discorso e penso che tutti gli strumenti messi a disposizione vanno utilizzati.
Anche perché questo Recovery Fund, oltre ai 91 miliardi sui quali ancora non sappiamo quanti interessi dovremo pagare, ancora non lo sappiamo, degli altri 80 che ci danno a fondo perduto, in realtà dai conti fatti che ci vengono sono 26 miliardi, perché la differenza sono i contributi che noi dobbiamo versare all'Europa per questo motivo. Quindi di fatto non sono 80 miliardi che ci danno a fondo perduto, in realtà sono 26, per gli altri sono i 54 miliardi che dobbiamo mettere noi per imbiguare quel fondo. E allora quindi torniamo al discorso che non si deve lasciar perdere nessuna delle possibilità, a partire anche dal SURE, che è quel fondo di 100 miliardi per finanziare la cassa integrazione, dal fondo di 200 miliardi che la BEI, la Banca Europea Investimenti, mette a disposizione per gli investimenti per le aziende. Anche quelli sono da tenere in considerazione, quindi come pure poi sappiamo ci sono altre cose, a partire dalla BCE che ci acquista i BTP per venirci incontro e così via. Quindi tutto il pacchetto va utilizzato, quindi anche il MES, soprattutto ora che il MES non ha quei costi, quei vincoli che aveva in precedenza. Ecco, lei accennava all'inizio, spesa sanitaria diretta oppure indiretta. Che cosa vuol dire la spesa indiretta? Fortunatamente la spesa indiretta non è stata catalogata nell'accordo e per cui ci dà spazio alle nostre capacità e alla nostra fantasia. Questo è quello che io penso. La spesa diretta è quella che va proprio definita per il settore sanitario vero e proprio. Noi sappiamo che la nostra spesa sanitaria si suddivide al 76% in spesa sanitaria vera e propria e un 20,5% che invece è spesa sociale, perché noi ragioniamo socio-sanitario, non di sanitario e basta. E quindi il fatto di dire i soldi di questo MES li possiamo usare anche per la spesa sanitaria indiretta, noi intendiamo la parte del sociale. Infatti, se da una parte ragioniamo su quella che è la spesa sanitaria e noi diciamo dobbiamo partire da quello che è il riferimento nazionale, perché è vero che le sanità sono state regionalizzate 20 anni fa, però noi crediamo che il coordinamento da parte dello Stato, del Ministero della Salute, deve essere più pregnante. Il coordinamento, non il portar via competenze alle regioni, ma un maggior coordinamento delle regioni, perché lo Stato non può servire solo per stabilire i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, per suddividere ogni anno il pacchetto di soldi che vanno alle regioni. Quest'anno sappiamo che alle regioni dallo Stato per l'assistenza sanitaria arrivano 113 miliardi, dei quali 9 poco più sono la quota del Veneto. Lo Stato deve anche preoccuparsi, e noi diciamo con questi soldi del MES, di riequilibrare tra tutte le regioni. Nel passato abbiamo avuto regioni che non sono state controllate in nome di questa autonomia. Hanno fatto sperperi, cattedrali nel deserto, e questo qui non sarà possibile ripeterlo nuovamente. Ci dovrà essere sì un coordinamento ma anche un controllo per riportare anche le regioni più arretrate al livello di quelle più avanzate, perché è giusto che l'assistenza essenziale sia uguale per tutti i cittadini italiani e pertanto noi diciamo che questo è il primo passo da fare, passando per vedere se ci sono da ristrutturare strutture ospedaliere, da sistemare. Quindi questo potrebbe rientrare nella famosa spesa diretta o indiretta? Questa qui sarebbe la spesa diretta, no? L'aumento del personale, adesso è stato assunto del personale per effetto del Covid. Noi siamo i soliti italiani, no? Che dobbiamo aspettare che un incrocio si facciano 10 morti, poi facciamo il semaforo, anzi no, oggi facciamo la rotonda. Abbiamo aspettato il Covid per renderci conto che la sanità pubblica stava andando allo sfascio, che abbiamo bisogno di medici, di infermieri,
di personale sociosanitario, di personale amministrativo, che facciano funzionare i macchinari, oltre che acquistare macchinari che ne abbiamo bisogno, ma abbiamo tante realtà dove abbiamo macchinari fermi, imballati, che non vengono usati per mancanza di personale. Quindi su questo ci sta tutto il discorso dell'intervento diretto sulla sanità. Ecco, tra le altre cose ci si chiede per quale motivo, in modo particolare, a parte per far questo, il MES viene ad essere utile all'Italia, anche per creare un maggiore equilibrio tra la sanità delle diverse regioni. Sì, come dicevo prima, lo dicevo appena prima, che deve creare riequilibrio tra la sanità di diverse regioni. Noi sappiamo, regioni del sud, che c'è il turismo, chiamiamolo così, o la migrazione sanitaria verso il nord per farsi curare. Se ci fosse un intervento che risolve questo problema, credo che sarebbe meglio per tutti e per noi che non abbiamo bisogno di creare gli spazi, perché i nostri piani sociosanitari fatti dalle regioni prevedono anche i posti letto per l'eventuale migrazione che arriva dal sud. Assolutamente. E quindi va... è che dopo la sanità del sud non paga queste cose come dovrebbe. E quindi questo qui è un aspetto del riequilibrio delle regioni, è un aspetto che va sicuramente affrontato. Far fronte a un'altra emergenza Covid potrebbe rientrare tra questi casi? Certo, infatti una delle cose che io sostengo è che la sanità italiana, utilizzando questi fondi del MES, non deve farsi trovare impreparata a fronte o di un ritorno di questa pandemia o a fronte di nuove epidemie, perché sicuramente ne arriveranno di nuove, ne abbiamo viste nel passato, la SARS, Ebola, eccetera. E sicuramente, se non è adesso, sarà fra qualche anno, un qualche nuovo virus può attaccarci, e per cui la sanità nostra non può farsi trovare un'altra volta impreparata e trovarci in una situazione che abbiamo disseminato malati Covid in tutte le strutture ospedaliere che avevamo, abbiamo bloccato tutto il resto, nessuno poteva più curarsi. Mi ricordo un professore che è intervenuto in una trasmissione TV che diceva: nel mio pronto soccorso mediamente 10, 11, 12 persone ogni mese per problemi cardiaci si presentavano e buona parte di questi dovevo ricoverarli. In questi mesi che stiamo facendo fronte al Covid non se ne è presentato manco uno per farsi curare di problemi cardiaci. Non è che sono spariti? No, non sono spariti. Il risultato che sta venendo fuori adesso dai controlli e dai dati che escono è che i morti per problemi cardiaci si sono triplicati. E allora, con questi soldi del MES, noi dobbiamo mettere in condizione le ULSS e le strutture sanitarie di poter decidere se ci capita una nuova epidemia. Abbiamo quelle 2, 3, 4 strutture che saranno dedicate a seguire la pandemia, ma le altre 4 strutture restano libere e disponibili per tutte le altre patologie e di essere rafforzate se serve quelle per far fronte anche a chi non può andare dove c'è l'epidemia, per far fronte di qua, aumentando il personale, aumentando anche gli orari di lavoro, adeguando anche gli stipendi di questa gente che si impegna e che segue queste cose. Per cui i soldi del MES devono portarci a far sì che, a fronte di una nuova epidemia o che il ritorno di questa, ci sia un'organizzazione che dice: i malati di questa epidemia vanno in queste strutture all'interno della nostra ULSS, le altre strutture all'interno di questa ULSS devono rimanere libere e disponibili per assistere i cittadini su tutte le altre patologie. Assolutamente. A livello invece regionale, che cosa può essere utile? Poi se potrebbe essere prevista anche una ripartizione a livello regionale? Sì, noi pensiamo che con lo stesso ragionamento fatto per ogni anno per la suddivisione tra le regioni del Fondo Nazionale Sanitario, lo stesso ragionamento deve andare fatto anche per il fondo del MES, che invitiamo calorosamente tutti i parlamentari veneti di parlare anche con i loro amici, colleghi e parlamentari delle altre regioni, e che in Parlamento, quando discuteranno la cosa, che dicano sì, che il governo richieda l'intervento del MES. E con la suddivisione che ci dovrebbe essere, sulla base di come si suddivide anche ogni anno il Fondo Nazionale Sanitario, al Veneto potrebbero, di quei 35-36 miliardi, potrebbero arrivare 3 miliardi e mezzo per la sanità veneta. E con 3 miliardi e mezzo faremo parecchie cosette, non solo
in quella che si parlava prima, sanità diretta, ma anche e soprattutto in quella chiamata sanità indiretta, ma che poi tanto indiretta non è, che è la sanità, quella territoriale, su cui noi mettiamo dentro tutto un ragionamento che parte da appena fuori la porta dell'ospedale, certo, sì, a quelli che sono gli ospedali di comunità, che hanno sostituito praticamente le lungodegenze e ancora il lavoro non è completo, per continuare poi sul territorio con le RSA. E qui ritorniamo, non voglio entrare dentro nella vecchia storia che stiamo aspettando da 20 anni, la riforma delle IPAB, che IPAB vuol dire che di queste strutture 111 sono case di riposo, per cui da 20 anni aspettiamo una riforma e che noi vogliamo che entrino nella filiera del sistema sanitario territoriale. Abbiamo il problema dei centri di assistenza per i disabili, perché anche qui sentiamo spesso che in alcune zone c'è un livello di livello di intervento è riconosciuto anche idoneo, in altre zone sentiamo che ci dicono non riusciamo ad andare avanti, e quindi anche questo per i fondi per i disabili non c'è solo il problema delle strutture che li accolgono, ma c'è anche tutto un lavoro che è quello dell'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo, l'impegno ludico, le attività sportive, quindi tutta una serie di attività e che secondo me tranquillamente possono far parte di quello che è l'investimento indiretto. Poi per l'investimento indiretto ci sarebbe sul discorso delle IPAB che dicevo prima, sulle case di riposo, che secondo me, come tutte le altre questioni, deve essere preso in mano nella struttura sanitaria e diventare oggetto di confronto e di discussione con i distretti sanitari delle USL. I distretti sanitari devono acquisire un ruolo predominante su quella che deve essere la sanità territoriale, e che non è solo questo. Poi noi sappiamo che abbiamo gli hospice, sì, che abbiamo i centri di recupero della tossicodipendenza. Ma con questi soldi si potrebbe intervenire anche in questi ambiti? Secondo noi, come con il termine sanità indiretta si intende tutto questo, e non solo, ma anche si intende quello che è poi, continuando ancora più a valle rispetto agli ospedali di comunità, rispetto alle case di riposo, rispetto agli hospice, rispetto ai centri per i disabili, alla tossicodipendenza eccetera, scendiamo anche all'assistenza domiciliare. Anche questa per noi può far parte di un ragionamento di investimenti per la sanità in modo indiretto. Per esempio, già col piano sociosanitario che aveva fatto la Regione Veneto nel 2012 erano previste le medicine di gruppo, cioè gruppi di medici di base che si mettevano assieme. Siamo arrivati nel 2019, che è stato fatto il nuovo piano sociosanitario Veneto per il 2019-2023, anche qui si torna a parlare di questa questione. Era stata fatta da parte della Regione Veneto lo scorso agosto una delibera che poi doveva andare in 5ª commissione e poi in Consiglio regionale per essere approvata, per costituire questi team di assistenza sanitaria in cui un certo numero di medici, dai 4 ai 10 grosso modo, in una stessa area, uno o più comuni, dovevano mettersi insieme, costituire come un poliambulatorio, no? Che è quello che i privati ci stanno facendo in giro per i paesi, anche nei paesini da 6.000 abitanti, ci stanno facendo i poliambulatori con tutti i macchinari, eccetera, dove però il privato va lì e paga di sua tasca. Sappiamo che il 40% della spesa sanitaria sono soldi che tirano fuori dalla propria tasca i cittadini, o perché pagano i ticket o perché vanno nelle strutture appunto private. Quindi devono essere costituiti questi team sanitari di medici dove il cittadino che si reca lì, pur avendo scelto un certo medico di base, ma può essere assistito anche da tutti gli altri medici, e all'interno di queste strutture... Ma non sono riuscite mai a farle? In Italia parlano di un 22%. Io per esempio ho presente da noi la struttura di Pieve di Soligo, che sono 10 medici del bacino del quartiere del Piave che da un anno e mezzo hanno fatto questa cosa. Ma qui non sono gli accordi con i medici di base, non sono mai stati raggiunti in altre parti del territorio. Esatto, bisogna andare
a consolidare, perché è chiaro che devi fare un ragionamento di capire i medici come operano, con che orari, che tipo di supporto hanno da parte di infermieri, perché è previsto che ci siano anche degli infermieri in queste strutture, no? Poi il medico di base, quanto sta nel poliambulatorio collettivo e quanto nel suo studio solito, diciamo, no? Per esempio, uno dei problemi che io ho visto nel quartiere del Piave è che la cittadinanza, per esempio, non è stata sufficientemente informata di questa cosa, e quindi la cittadinanza si chiedeva: ma nel mio ambulatorio il medico del mio paese non è più presente come prima, manca dei giorni, ma quante ore deve lavorare il mio medico? E la gente non è stata adeguatamente informata che il suo medico quel giorno o mezza giornata o 2 mezze giornate a settimana che non è in quell'ambulatorio del paese è perché è rintracciabile nel poliambulatorio, che poliambulatorio deve essere, secondo noi, attrezzato anche per far sì che possa sgravare parte del lavoro dei pronti soccorsi e dei poliambulatori ospedalieri, certo. e che così è anche più vicino ai cittadini, quindi tanti controlli, analisi e così via. Il cittadino, anziché dover andare nel poliambulatorio dell'ospedale a 20-30 km, faccio il mio esempio, che da Nervesa della Battaglia ti mandano più a Montebelluna, ma ti mandano fino a Castelfranco. Se questi ambulatori funzionano per un certo tipo di controlli, di visite, di analisi, sei servito come cittadino in maniera molto più vicina. E allora, per fare questi investimenti di questi macchinari, di queste attrezzature, perché questi poliambulatori siano vicini ai cittadini, funzionino, i soldi del MES possono essere utilizzati. Questo io sostengo. Come pure sostengo, rispetto all'assistenza domiciliare che già viene fatta in qualche modo, oggi con il discorso del coronavirus sono state istituite le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, cioè medici, infermieri che vanno a assistere i malati a domicilio. Noi pensiamo che questo debba rimanere e rafforzarsi anche dopo che potrebbe essere finita la questione, certo, del coronavirus. Devono servire anche per le altre patologie, per assistere sempre più possibile gli anziani, i malati cronici, che non sono solo anziani, abbiamo anche tanti giovani malati cronici, a casa al loro domicilio, e quindi creare una sinergia tra queste USCA, i team medici di base, gli assistenti sociali, in collegamento con le RSA, che diano vita alla cosiddetta sanità territoriale, che è fondamentale, che è fondamentale e che nel passato è stata più penalizzata ancora degli ospedali, sia in termini di risorse che in termini di uomini e mezzi. Grazie mille, il tempo è volato, ma siamo giunti al termine, quindi dobbiamo ringraziarla. Magari faremo ancora degli approfondimenti al riguardo, perché poi questo tema è estremamente importante ma anche molto delicato. Ringraziamo Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP Veneto, del suo intervento molto chiaro, molto esplicativo, e ringraziamo voi di averci seguito, e naturalmente appuntamento alla prossima settimana con un altro approfondimento con i nostri ospiti molto importanti. E naturalmente voi scriveteci, ma se no rivolgetevi alle sedi dell'FNP CISL, sempre telefonando e prenotando l'appuntamento. Grazie.